Buongiorno a tutti, ben ritrovati con The Globe, appuntamento mensile con Eurizon. Passiamo subito a vedere come sono stati i mercati, partendo dai mercati azionari. Fatto 100 all'inizio anno, tutti abbondantemente superiori al 100, addirittura 30% gli emergenti. Ricordiamo che per gli emergenti è grande componente tecnologica. Mercati che avevano accennato una correzione a giugno l'hanno recuperato, e poi è interessante notare come l'Eurostoxx ha recuperato in relativo rispetto agli Stati Uniti dopo che il prezzo del petrolio ha cominciato a scendere e c'è stato l'accordo sulla riapertura almeno dello Stretto di Hormuz. Mercati obbligazionari, anche loro fatto 100 all'inizio anno, avevano chiaramente corretto a marzo dopo l'attacco sull'Iran con il rialzo del prezzo del petrolio, tassi di interesse che erano saliti, spread che si erano allargati e poi un costante recupero, un lento recupero costante con spread di nuovo in allargamento, tassi governativi che in realtà sono stati piuttosto fermi, cioè l'effetto cedola che chiaramente premia più le componenti più rischiose con la yield e l'investment grade soprattutto, ma anche gli altri sopra 100. Quindi complessivamente mercati, che lo dicevamo già il mese scorso, hanno ben assorbito tutte le incertezze geopolitiche e economiche di questi primi 6 mesi dell'anno, e su cui nell'ultimo periodo è arrivata una buona notizia: prezzo del petrolio in calo significativo dopo questo annuncio di accordo, questo accordo ancora parziale ma che ha comportato la riapertura dello Stretto di Hormuz, quindi un prezzo del petrolio che è ridisceso rapidamente, non troppo lontano dai livelli dove era pre-guerra, quindi anche con Hormuz ancora non completamente aperto, dando ragione a quello che dicevano già i future di mercato monetario, che il prezzo del petrolio avrebbe avuto una fermata solo temporanea. Questo permette di pensare che la crisi di inflazione e la fiammata inflazionistica possa aver raggiunto il picco. Nel complesso sono arrivati anche dati economici positivi, soprattutto dagli Stati Uniti, che danno segnali di grande vivacità sul mercato del lavoro. Quindi se guardiamo il grafico relativo alla crescita economica, vediamo che addirittura ultimamente l'economia americana è stata un po' in accelerazione, quella europea, lo dicevamo, sta soffrendo più di quella americana la crisi questa mini crisi energetica, però in entrambi i casi le aspettative sono per una prosecuzione del ciclo economico e quindi del ciclo economico globale. Quindi complessivamente uno scenario positivo per i mercati, che i mercati finanziari avevano in parte, con le performance dell'azionario e con le performance dell'obbligazionario, in parte scontato. Quali sono le implicazioni sulle banche centrali? Beh, l'abbiamo già visto in Europa, la Banca Centrale Europea ha già alzato i tassi, l'ha fatto in funzione antinflazionistica, e il mercato pensa che le alzerà ancora una volta per evitare, per assicurarci che il rialzo dell'inflazione non abbia delle conseguenze più durature. Negli Stati Uniti la Fed stava abbassando i tassi, non li abbasserà quest'anno, anzi gli investitori pensano che ci possa essere la necessità all'inizio del 2027 di un ritocco verso l'alto. Però mentre la BCE sta alzando i tassi per una funzione anticipatoria anti-inflazione, la Fed eventualmente lo farebbe per tenere conto della forza dell'economia. Diciamo che però in ogni caso sono scenari scontati dai mercati. Se guardiamo la fotografia attuale del mercato obbligazionario europeo, questa è la conformazione dei tassi a scadenza man mano che le scadenze aumentano della curva obbligazionaria. Questa è la curva attesa tra un anno, e tra un anno dove si vede l'unica variazione sui tassi a breve, quindi con la BCE che ancora alza i tassi di 25 punti base, ma non c'è un impatto previsto sui tassi più a lunga scadenza. Questo è l'indicazione che gli investitori considerano che non ci sia per la zona euro né un rischio di recrudescenza dell'inflazione, ma nemmeno un rischio di forte rallentamento dell'economia, se no avremo tassi molto più bassi. Questo ci conferma nell'idea che il mercato obbligazionario presenta dei tassi a scadenza interessanti come base per costruire i portafogli. L'investitore può incassare questi flussi cedolari buoni, probabilmente non c'è da illudersi di grossi guadagni in conto capitali, a meno di un rallentamento economico che però non è previsto. E quindi, volendo estendere l'orizzonte, come si dice, il mercato obbligazionario una buona base per costruire portafogli dove si può diversificare sull'investment grade, sulla yield, sui mercati emergenti, che pure presentano degli spread che dopo l'allargamento di marzo si sono già ristretti e sono su valori tipici minimi di un ciclo economico, però col ciclo economico che prosegue sono dei differenziali che sono interessanti incassare, addizionali rispetto al rendimento obbligazionario puro. Mercati azionari, si è detto, l'abbiamo visto nella prima grafica, hanno fatto tanto quest'anno, non hanno necessariamente fatto troppo. Chiaramente il mercato azionario si compara con quelli che sono gli utili, e gli utili aziendali a livello globale stanno salendo tanto. L'abbiamo detto, il super ciclo degli investimenti
e soprattutto in tecnologia, sta generando un super ciclo degli utili in forte accelerazione. Per quest'anno, per l'economia globale, gli utili sono attesi crescere circa quasi del 30%, 28%. Il mercato azionario globale è salito dall'inizio dell'anno circa del 13%, quindi in metà anno è salito metà di quello che dovranno salire gli utili nel corso dell'anno completo, quindi non ci sono degli eccessi particolari. Adesso se il mercato azionario sta attraversando in una fase in cui ci sono molte collocazioni di società grosse, soprattutto negli Stati Uniti, questo può creare il presupposto per correzioni, per volatilità temporanea, ma se la faccia degli utili rimane questa, le indicazioni del mercato azionario rimangono positive. Guardiamo infine uno sguardo alle valute, cambio dollaro-euro. Abbiamo avuto segnali molto forti dall'economia americana, ma abbiamo avuto il rialzo dei tassi della BCE e una Fed che però potrebbe alzare i tassi. Questo complessivamente, il bilancio di questo sta rirafforzando il dollaro, che si sta rafforzando, sta uscendo un po' da questo canale dove si era fermato, un dollaro che si sta rafforzando. La forza del dollaro con i dati americani che stanno uscendo forti può per un certo momento continuare, poi a un certo punto pensiamo che potrà essere fermata dal miglioramento che ci aspettiamo anche dei dati europei, perché col prezzo del petrolio che scende anche l'Europa potrebbe riaccelerare un pochino. Peraltro un dollaro che si rafforza ai portafogli diversificati fa bene, perché fa funzionare e restituisce un po' di quel beneficio della diversificazione internazionale che nel 2025, che è stato un anno di dollaro debole, è stato tolto. Questo è quanto per il The Globe di questo mese. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al The Globe del mese prossimo.